Suscitato un po' di clamore il nostro servizio sul ponte di Gramignara e siamo ancora con Davide Milan che ci spiega i disagi che hanno le 30 e forse più famiglie qua a Lamea per quanto riguarda sia il ponte chiuso ma soprattutto che stiamo vedendo appunto le immagini che scorrono la strada che dalla provinciale porta a Lamea. Prego Davide. Sì, allora siamo qua a Portoviro, più precisamente in località Mea, dove abbiamo qui dei cittadini, un piccolo comitato insomma, che si sono prestati per evidenziare un po' quelli che sono i problemi di questo pezzo di terra, diciamo, di Portoviro che sembra sia stato un po' dimenticato. Ecco. Beh, la situazione è un po' imbarazzante per il fatto che riguardo le strade, ma non si può pretendere più di tanto anche visto che il comune è un po' a secco come tutti quanti gli altri comuni. Che il problema del ponte è che ha chiuso un po' in casa, che è un'altra strada da fare, che è un'altra strada verso Tavegnere, che passa in fianco al zuccherificio. Ma è una strada molto dissestata anche quella per il passaggio dei trattori molto pesanti, avendo due fossi alle parti e se schiaccia un po', se schiaccia le busse che le orrende. Anche le nebbie, anche il ghiaccio, anche l'altra strada che si fa verso il zuccherificio, è una strada a nord ed è ghiacciata fino a mezzogiorno, anche il pericolo è lì anche. Quindi basta passare per rendersi conto un po' della situazione delle strade. Il ponte, naturalmente la chiusura del ponte della Gramignara naturalmente ha reso ancora più evidenti questi problemi. Non c'è neanche la segnaletica stradale, Non c'è un lampione, non sono segnalate le buche che ci sono, c'è un disastro. Se qua deve venire un'ambulanza, ma come cavolo fa? Poi la necessità delle famiglie che hanno bisogno di assistenza da parte dell'UNS, che hanno cure sanitarie domiciliari, anche loro sono in difficoltà, anche per loro è un disguido, prolungamento dei tempi, se c'è un'emergenza, appunto come diceva la signora, non si sa da che parte venire, da che parte arrivare, dove sono non sanno, i sanitari non penso siano neanche stati avvisati. Poi, per quanto mi riguarda nel mio, io che ho due bimbi, uno che va all'asilo e che è servito dal servizio del pulmino, dello scuolabus comunale, c'è da tener conto anche di quello. Io quando mi muovo con due bimbi in macchina, le strade sono pericolose anche solo per le sollecitazioni che vanno a creare nei bambini. È un attimo che i bimbi nello scuolabus si alzano, l'autista sbaglia, prende la buca malamente, cadono e si fanno male. Dopo lì è il comune che ne va a rispondere. Che o aggiustino la strada principale piena di buche oppure ci aprano il ponte per il passaggio di una macchina alla volta, anche perché ci hanno detto che il ponte è pericolante per il peso che c'è, che il passaggio fa ma i pesi che hanno messo adesso non buttano giù il ponte, non è pericolante. Bene, allora queste sono praticamente le lamentele, le dimostranze di questa frazione appunto Mea. Questi sono i rappresentanti, ricordiamo sono circa una trentina di famiglie, quindi non è poco. Quindi si chiede da parte di questo piccolo comitato all'amministrazione di intervenire quanto prima per risolvere il problema sia del ponte ma anche di tutti gli altri diciamo, problemi riguardanti le strade. Si diceva anche la ricezione addirittura del segnale telefonico che non è sicuramente dei migliori, quindi ci sono in alcune zone dove proprio il segnale è assente e in alcune dove il segnale è veramente pessimo. Quindi chiediamo all'amministrazione di intervenire su questi problemi per queste famiglie che sembrano essere un po' dimenticate o comunque non vorremmo dirlo, ma ecco, cittadini di serie B. Ecco, questo assolutamente non deve essere, non deve capitare, quindi speriamo che il nostro appello, che il vostro appello sia preso in considerazione quanto prima. Ecco qua siamo sulla provinciale, la deviazione per Mea e naturalmente non c'è nessun segnale che segnali che il ponte Gramignara è chiuso. Dopo 3 km l'unico segnale che dice che il ponte di Gramignara è chiuso è questo. Non c'è un segnale sulla provinciale, non c'è un segnale neanche in zona industriale di Portoviro. Ecco, questo è uno dei punti più pericolosi, c'è un avvallamento importante
sulla carreggiata avete anche il furgone che è costretto a spostarsi completamente dall'altra parte della carreggiata, quindi 2 auto potrebbero creare problemi con nebbia, con altro, però veramente il dissesto in questo punto è pericoloso. Ci ricordavano che pochissimi anni fa un grosso incidente con una moto ha creato forse un ferito grave e effettivamente il problema c'è.